Sesta corsa, il centrale dal punto di vista tecnico del pomeriggio, una prova per ottimi cavalli anziani, una condizionata di nuova fattura, sono in 9 Assia Luis, Baccani, Bella Stella, Climber, Zermatt-Chi, Vertudes, in seconda fila Zefiro Dete, Zenotab, una bella Gar. L'allenamento è completato e si parte con Baccani, veloce subito al largo Climber che va a chiedere strada al rivale. Insiste Climber all'attacco di Baccani che per il momento mantiene la figura all'interno ed è Baccani a tenere la testa su Climber, Assia Luis che serra sotto, al largo Zermatt-Chi che viene a chiedere strada, 13,9 per il lancio iniziale con Zermatt-Chi che va all'attacco di Baccani, il quale ha respinto Climber e vuole respingere anche Zermatt-Chi, però adesso la spesa inizia a farsi rilevante e il primo quarto se ne va in 27,8 sul piede dell'1,9,5. Baccani ha respinto tutti i tentativi di Zermatt-Chi e di Climber. Zermatt-Chi ha trovato posto alla corda davanti ad Assia Luis, invece Climber è rimasto allo scoperto. I 600 se ne vanno in 42,9. Cerca di graduare ora Alessandro Muretti all'avanguardia con Climber che avanza all'esterno trascinandosi Zefiro Dete, mentre rimane in terza ruota Bella Stella. La terza pariglia è fatta da una bella Gar, mentre intanto c'è un po' di confusione a centrogruppo. Il giro se ne va in 58,6. Baccani continua a guidare, Climber è sempre allo scoperto, Zermatt-Chi e invece è lungo la corda a precedere Assia Luis, mentre dietro si agganciano una bella Gar e Bella Stella al chilometro in 1,14 con Baccani in controllo nei confronti di Zermatt-Chi. Muove ora Zefiro Dete in terza ruota per aggirare Climber che è rimasto allo scoperto, non ha argomenti. Ancora Assia Luis e Zenotab lungo la corda, i 3/4 di miglio passati in 1,29,1 e Zefiro Dete va all'attacco di Baccani, il quale cerca di difendersi, ma Zefiro è incisivo al largo. Poi Assia Luis che viene in terza ruota precedendo Zermatt-Chi, la piegata conclusiva con Zefiro Dete che passa, 15,1 la frazione, al largo Assia Luis, Zermatt-Chi in mezzo ai cavalli, Zefiro Dete è in vantaggio, attaccato da Zermatt-Chi che buca di dentro Assia Luis. Zermatt-Chi che viene a vincere nei confronti di Assia Luis, al terzo finisce Zefiro Dete. 1,58,7, 1,13,7, i parziali ovviamente un po' il contrario per la grossa spesa iniziale, ma Zermatt-Chi strappa a partire ed è ancora tonico in arrivo. Viene a vincere Francesco Facci alla guida per il training di Martin Levakovic, i colori della signora Marina Rago. Il successo in maniera anche netta nel finale di Zermatt-Chi, figlio di Adrian Chip, che nel finale giustizia Assia Luis che è stata un po' larga in arrivo. Finisce al terzo posto Zefiro Dete che era andato per primo a debellare le resistenze di Baccani. Il successo di Zermatt-Chi e Francesco Facci.